o Guaragna e Maria Vrienna. Voi sapete chi era Maria Vrienna? No? No? E statemi a sentire, che vi conto tutte cose pila pila. Fu Guaragna e Maria Vrienna è un'espressione che sempre da bambino, come tutte le espressioni che già vi ho illustrato precedentemente in altri video, ho sentito pronunciare da vecchi antiquari napoletani e qualche volta anche da mio padre. Una volta ricordo glielo chiesi cosa significasse, chi era che sta Maria Vrienna, ma non mi seppe rispondere. Quello che sapevo era che fare il guadagno di Maria Vrienna, che era Maria di Brienne, significava fare un pessimo affare. Ma chi era sta signora? Maria Vrienna in napoletano, Maria di Brienne in italiano. E cosa c'entra con questo detto usato anche da alcuni vecchi antiquari napoletani, in particolare quelli vecchi che si spostavano anche in Puglia per reperire merce? Maria Vrienna, Maria di Brienne, era la contessa di Lecce, Maria d'Enghien d'Embrienne, regina di Sicilia, chiamata dai napoletani Maria Vrienna. Nel 1385, dovete sapere, guardate a quanti anni fa siamo risaliti, sposò Raimondo Orsini del Balzo, detto Raimondello, principe di Taranto. I consistenti beni degli sposi, in particolare quelli della contessa, permisero, unificando l'intero Salento, di realizzare uno dei più grandi e importanti feudi d'Italia. Nel 1406 Taranto fu assediata dal re di Napoli, Ladislao I d'Angiò, detto il Magnanimo. Raimondello morì nel 1406, proprio durante questa assedia, e sconfitta la città e rimasta vedova, Maria, rifiutando i consigli di tutti i suoi alleati, sposò Ladislao nel 1407, Ladislao I d'Aragio. Tra l'altro a Napoli, nella chiesa di San Giovanni a Carbonara, c'è uno splendido mausoleo rinascimentale a lui dedicato e che fu realizzato dallo scultore ed architetto fiorentino Andrea Ciccone, nato a Firenze nel 1388 e morto a Napoli nel 1455. Gli amici di Maria erano preoccupati per la precoce e misteriosa morte di tutte le precedenti mogli di Ladislao. Maria non volle ascoltare nessuno perché era convinta che quella fosse l'occasione della sua vita. Quindi, facendo i dovuti scongiuri, rispose ai presunti uccellacci di malaugurio con queste parole: non me ne fotte proprio, non me ne fotte proprio casa mora, tanta mora regina. Quindi, dopo le nozze, si trasferì nella città partenopea, a Napoli, da regina. A Napoli era ben voluta dal popolo, ma cornificata da Ladislao. Spudoratamente era cornificata dal marito e dovette rassegnarsi a condividerlo con numerosi amanti. La morte di Ladislao, avvenuta nel 1414, non fu una liberazione per Maria, ma la tragedia finale. Infatti il regno passò alla cognata Giovanna II, quella famosa per la dissolutezza dei suoi costumi e per la voracità sessuale. Giovanna era nota anche per la sua crudeltà e quindi averla contro non era proprio auspicabile. La contessa, per qualche motivo, finì nella sua lista nera e concluse in carcere la sua esperienza di regina di Napoli. Ecco, questo porta a concludere che Maria Vrienna, convinta di aver fatto un grande affare, pagò caro quell'errore di valutazione. Ecco,
Così, questo significa in buona sostanza, così come tutti coloro che, allettati dalla convinzione di poter realizzare un grosso affare, finiscono col perdere tutto. E i vecchi antiquari usavano questo motto quando si sbagliava, quando si sbagliava un affare. E vedevi al vecchietto antiquario vicino al giovane, magari che pensava di aver realizzato chissà quale grande affare. E voglio, hai fatto guadagni Maria Vrienna. È stato buono.